ENAIP è un'impresa sociale che opera nel settore della formazione accreditata dalla Regione Veneto. L'amministratore delegato Giorgio Sbrissa ci racconta come sono strutturati e qual è la loro offerta formativa in 5 minuti. ENAIP è il maggior player della formazione professionale in Italia. Il poter contare su una struttura, nel nostro caso, che può far valere oltre 1500 formatori e oltre 100 centri di formazione professionale, credo che sia un valore. Noi facciamo formazione, non ce la siamo inventata oggi, la facciamo dagli anni 50. Cosa fa ENAIP? Fa formazione, la fa per i giovani, la fa per gli adulti e la fa per le imprese. Per i giovani siamo caratterizzati soprattutto da quella che è la formazione definita come istruzione e formazione professionale. Qual è la vostra offerta formativa? Noi siamo caratterizzati in questa storia lunga da alcuni settori rilevanti dal punto di vista della nostra offerta. Il primo è sicuramente quello che chiamiamo oggi meccatronica. La meccatronica è quello che mette insieme tutti i percorsi della meccanica e dell'elettronica, passando anche per tutti gli aspetti collegati poi a automazione industriale piuttosto che pneumatica. Un altro settore sicuramente che è fortemente presente nelle nostre attività è quello della ristorazione. Circa il 25% delle nostre attività sono nel settore della ristorazione. Un settore piccolo di rilievo però che vedo che attrae ragazzi, in questo caso con titoli di studio superiori, parlo di ragazzi che hanno già finito normalmente i percorsi classici, vengono dal liceo piuttosto che anche di ambito universitario, è quello del restauro. Abbiamo un centro di restauro in Veneto e uno in Lombardia, che sono molto riconosciuti a livello anche internazionale. Poi vi è tutto il settore, quello che viene definito del benessere, che riguarda sostanzialmente dalle ragazze o i ragazzi che vogliono fare i barbieri, le parrucchiere, tutto il settore poi in termini più ampi di benessere. Vi è il settore del turismo e quindi l'accommodation, che anche sicuramente nel nostro paese è molto richiesto. E tutti conoscono, penso, la maggior parte di voi conoscete ENAIP per i ragazzi. In realtà noi a sistema formiamo oltre 30.000 lavoratori adulti. Chi sono questi? Allora, si rivolgono a noi tantissime imprese, c'è tutta la questione dei patentini. Oggi per poter saldare serve un patentino e quindi facciamo tantissima formazione nell'ambito della saldatura, della sicurezza, dell'automazione industriale. Le imprese quando acquistano macchine normalmente oltre a fare il leasing si preoccupano di formare i lavoratori che seguiranno questa macchina perché poi costano e servono persone con le adeguate competenze. ENAIP si diceva all'inizio è un'impresa sociale, perché sociale? Perché noi ci occupiamo tantissimo anche di tutte le situazioni di crisi, crisi delle imprese e crisi delle persone. Delle persone ovviamente ci riferiamo a persone che sono in situazioni precarie nel lavoro, l'impresa è in difficoltà, sta chiudendo, ci sono percorsi di cassa integrazione, ci sono persone che il lavoro l'hanno perso e lo vogliono ritrovare e che magari per anni hanno fatto dei lavori che non sono più spendibili sul mercato. Questi sono i servizi al lavoro per disoccupati o persone che sono in crisi dal punto di vista lavorativo. Sono attività normalmente che non costano alle persone perché sono supportate da finanziamenti delle regioni, dello Stato e della comunità europea. Ritornando a quello che dicevamo prima della formazione professionale per quello che riguarda i ragazzi. Una volta conseguito il diploma, come viene agevolato l'ingresso nel mondo del lavoro? Nel sistema dell'istruzione tutto avviene prima. Se in seconda già comincio a fare gli stage, quando arrivo al quarto anno, normalmente l'impresa dove sono andato in seconda a fare lo stage, che poi l'ho fatto anche in terza, mi ha già preso. Guardate che il problema che noi oggi abbiamo è questo. C'è la possibilità di fare il quarto anno come diploma, che ha un valore, ma oggi le persone non percepiscono più il senso del pezzo di carta. Chi lavora in questo ambito del pezzo di carta non gliene frega niente, hanno ragione. Gli interessa fare il lavoro e guadagnare i soldi. Punto. Non è che devono fare, scusatemi, con tutto rispetto per tutti, un concorso pubblico. Non gliene frega niente, anche perché guadagnerebbero molto meno, perché parliamo di persone che guadagnano soldi
Per darvi un dato, chi fa saldatura con i patentini e le certificazioni non guadagna 1500 euro, ne guadagna da 2005 in su. Certo. Questi sono anche i dati. Cos'è che succede? Che quando un ragazzo arriva al terzo anno, che ha già in mano la specializzazione, a volte valuta, noi insistiamo perché faccia il quarto anno, non perché resti con noi che ne abbiamo molto piacere, ma perché si acquisiscono altre cose. Ma molti scelgono di andare a lavorare immediatamente. Certo, avete immagino anche rapporti con le aziende che si rivolgono a voi per cercare delle professionalità specifiche. Guardate, se noi abbiamo 20.000 ragazzi, non possiamo che non avere almeno 20.000 imprese. Certo. In realtà sono molto di più, perché se a queste imprese sommiamo i 30.000 lavoratori che formiamo, la maggior parte di questi sono pagati dalle imprese e i percorsi non sono pagati dalle persone. Ci sono quelli che pagano il proprio percorso, ma la maggior parte sono le imprese. Quindi se io devo dire abbiamo rapporti con le imprese, sì, con almeno 50.000. Abbiamo anche, tenete conto una cosa poco nota, parlo del Veneto per esempio, ENEP Veneto è dentro nel sistema Confindustria, è Confindustria, insieme con Confindustria, non è Confindustria, è un partner di Confindustria, è un associato Certo. ovviamente, ma insieme con Confindustria noi realizziamo tantissimi progetti innovativi. Come siete distribuiti sul territorio nazionale? L'ENEP è presente in Veneto, ma è presente in Lombardia, in molte regioni d'Italia. Fra altre cose noi siamo presenti anche molto all'estero, perché il centro più grande di ENEP è in Mozambico, pensate voi. Bene, Giorgio, io la ringrazio. Prima di lasciarci però le chiedo quali riferimenti ci lascia nel caso qualcuno volesse mettersi in contatto con voi. Oggi, se volete sapere per il proprio territorio, basta scrivere ENEP e metterci a fianco la regione. Uno va su Google e scrive ENEP Veneto, viene fuori tutti i siti dell'ENEP del Veneto. Scrive ENEP Lombardia e vengono fuori tutti i siti delle sedi dell'ENEP Lombardia, piuttosto che del Piemonte, del Friuli, Trentino e quant'altro. Bene, quindi rimandiamo al web qualsiasi ricerca per quanto riguarda tutte le informazioni relative a ENEP. Giorgio, io la ringrazio e le auguro una buona giornata, un buon lavoro. Grazie a tutti.